alla fine in qualche modo privare a tutte queste persone di poter accedere alla spiaggia, perché se si riallaga come andrebbe riallagato, si ostruirebbero anche gli attuali accessi. Per cui la protesta nasce perché appunto questo PAT, che ripeto è stato adottato con un'infinità di ritardi e le cause le conosciamo, non le possiamo dire, ma le conosciamo, sappiamo bene perché ci sono stati tutti questi ritardi, volti a soddisfare esigenze particolari, va ripensato nella sua totalità e in questo particolare va più ripensato degli altri. Grazie. Grazie per il gruppo commisso. Non ci sono altri interventi, lascio la parola al capogruppo da non prego. Cosa da dire anch'io, a parte che condividere ciò che hanno espresso i miei colleghi di minoranza, però voglio dire questo, che se uno dovesse chiederti cosa pensi che sia più utile per i nostri cittadini che vivono in Bruxelles, io penso che la cosa secondo me più geniale è quella di favorire quello che è lo sviluppo delle loro attività economiche, turistiche, legate all'ambiente. Quindi se mi avessero chiesto come pensi tu di programmare il PAT per i prossimi 10-20 anni, avrei pensato allo sviluppo delle singole attività che lì sono presenti, dando a tutti la possibilità di poter migliorare quello che già adesso molti di loro stanno facendo. Non credo sia un bene per la Bruxelles favorire gli interessi così grandi che prevedono lo sviluppo di questo villaggio turistico su dei terreni che non sono certo di proprietà della maggior parte dei cittadini di Bruxelles, prevedono degli investimenti da parte di aziende che già si sono fatte avanti, che non sono neanche nel nostro territorio comunale, soprattutto hanno delle sponsorizzazioni importanti dal punto di vista politico. Credo che non sia questo un modo, come posso dire, buono, un modo corretto per portare avanti l'amministrazione pubblica del nostro territorio. Credo che ci vuole buon senso, credo che non bisogna neanche, signor Sindaco, accettare questa difesa all'oltranza di quello che è stato oggetto del PAT, che certamente non è un'opera sua e neanche mia. Potremmo anche discuterne un po' tutti quanti per vedere se ci sono dei miglioramenti da fare. Mi pare che la sua sia stata più una ringa che una presa di posizione politica su quelli che sono gli interessi dei nostri cittadini di Bruxelles, che insomma si trovano anche loro un po' sconcertati da questi, posso dire, cicloni che arrivano da una parte e dall'altra. Io quello che chiedo è una riflessione non per bloccare gli investimenti in Bruxelles, ma renderli normali e accettabili, soprattutto per i cittadini che lì abitano, perché se andiamo a chiedere singolarmente, al di là dei proclami, delle cartoline, della raccolta di firme, se andiamo a chiedere singolarmente a loro che cosa ne pensano, è proprio sicuro che siano tutti d'accordo di realizzare un villaggio da 6.500 posti turistici in quelle località? Capogruppo no? Cerco di rimanere in 3 minuti per precisare quella che è la posizione non del sindaco ma di questa maggioranza. Credo che il sindaco è stato voluto anche da tutti i consiglieri di maggioranza facesse un'esposizione precisa e concreta e molto attinente a quello che è l'argomento dal punto di vista normativo. Devo dire che forse si è dimenticato due cose, sono quello che all'inizio ha fatto
l'amministrazione precedente che rappresentava più del 50% dei cittadini, nell'informare tutti coloro che erano coinvolti a questo. Quindi poi si è dimenticato e ha solo citato che è stato comunicato per poter dare tempo entro i 30 giorni successivi alle osservazioni. Il Comune di Scaorve ha atteso e ha voluto ascoltare i cittadini per oltre 300 giorni, accogliendo anche quelle osservazioni che potevano essere in ritardo, ma che potevano sicuramente essere venuto anche ai processi successivi. Quindi la concertazione è stata messa in atto in qualsiasi momento, in qualsiasi sede. È chiaro che si vuole far credere quello che questo piano di assetto del territorio non rappresenta. Il piano di assetto del territorio è una pianificazione limite su cui questa maggioranza, ma credo altre, questo sindaco, ma anche tutti gli altri, sono intenzionati a ragionarci sopra, ma sui piani di intervento. Questa maggioranza è già preoccupata ora di come pianificare con coloro che presenteranno i piani di intervento. È attenta e vuole che queste scelte non cadano, come definite voi, dei macigni o delle gravi ripercussioni per le nostre generazioni. Quindi poi rispondo anche al consigliere Faro. Lei sicuramente fa bene, e questo è il suo compito, di fare il processo alle intenzioni, la ricerca delle streghe, di trovare fuori qualsiasi argomentazione per mettersi in contrapposizione netta e sicuramente non ascoltare anche gli altri. Poi vorrei precisare ancora una volta che Valle Vecchia non è Brussa, non è nemmeno Scaorve. Qui poco più di un anno fa c'era il consigliere Bolini, il commisso, Paolo o io, che abbiamo sostenuto che Valle Vecchia è un patrimonio inalienabile appartenente alla comunità di Cao. Lo sosteniamo ancora oggi. È un bene che deve essere conservato come patrimonio da trasferire alle future generazioni. Credo che quando esprimevamo questo pensiero era un'espressione che andava a tutelare anche i residenti di Brussa e di Castello. Questo lo sostengono e credo che presi uno a uno lo hanno dimostrato anche negli ultimi giorni. Quindi per quello che riguarda appunto le preoccupazioni anche del consigliere Bolini, le questioni delle opere di urbanizzazione non è che non siamo preoccupati anche noi. Questo non vuol dire che ci stiamo ragionando all'interno di un momento storico che naturalmente non favorisce questo, ma questo non vuol dire che fra 15 anni, 20 anni o 30 anni la situazione deve essere preclusa da un piano di assetto che potrebbe permettere anche altre situazioni. E per finirla, per dirla con una frase sola, il sindaco, questa amministrazione, cos'è che ha fatto e cosa ha risposto alla sua interpellanza come presentatore? È chiaro quello che sta facendo questa amministrazione sindaco, sta ascoltando i cittadini. Grazie, capogruppo Tonò.
non potrei dare la parola. Ho considerato il presentatore dell'interpellanza capogruppo Borini. In realtà i presentatori dell'interpellanza sono 5 firmatari. Certo. La norma del regolamento, articolo 47, i presentatori hanno diritto a intervenire per 2 volte, la prima per 10 minuti e la seconda per 5. Capogruppo Borini ha firmato per 10. Io ho firmato l'interrogazione, quindi avrei diritto a 2 interventi, uno da 5 e uno da 10. presentatore non mi firma facile. Comunque prego. Forse è ovvio modi diversi di interpretare il regolamento. A completamento del precedente mio intervento, prendendo spunto da quanto detto dal capogruppo Borini e dal capogruppo Antonio Zanoni, ci sono, io credo, molti modi per andare incontro alle esigenze legittime e sacrosante di sviluppo e di anche benessere economico che hanno i residenti della Brusca, senza per forza calare questa enormità, questo intervento così grande, così spropositato, sproporzionato. Avere 7.000 turisti significa avere qualcosa come 10 volte la popolazione residente attualmente in Brusca. Allora lancio delle proposte, lanciamo delle idee. Un'idea l'ha già data il capogruppo Borini. Perché non attiviamo in tempi rapidi un traghetto ciclopedonale a Falconera di collegamento tra Cave e Valle Vecchia e Brusca? Attiviamo magari estivo per creare un indotto anche turistico per le attività, tutto a vantaggio delle attività ricettive e di ristorazione presenti sull'area. Diamo, come ha detto Antonio Zanon, confermiamo col PAT, e questo l'ha detto anche l'assessore urbanistica Mario Della Torre, confermiamo la possibilità di ampliamenti. 40.000 metri cubi sono più che sufficienti per ampliare ma anche di molto le attività esistenti, crearne anche di nuove, ristrutturando il patrimonio edilizio rurale esistente. Prefiguriamo delle possibilità, azzeriamo gli oneri di urbanizzazione come incentivo per chi vuole ristrutturare le case coloniche presenti nella bonifica di Brusca. Poi parliamo di tariffe e di tasse. Perché non pensiamo a delle detrazioni, a delle esenzioni particolari per chi svolge un'attività in questo territorio che magari è svantaggiato rispetto a Calabria? Parlo ad esempio della tariffa di esporto rifiuti, la TIA. Perché, mi chiedo, un ristoratore, un gestore di un'attività di ristorazione in Brusca deve pagare lo stesso importo di TIA di un ristoratore di Calabria con un fatturato però che a parità di superficie alla fine della stagione è molto inferiore rispetto a Calabria? Perché non pensiamo a differenziare territorialmente la TIA dando agli operatori di Brusca un qualche aiuto, una qualche possibilità, qualche respiro in più? Perché ad esempio poi andremo ad approvare l'imposta di soggiorno? Noi proponiamo di dedicare a interventi per favorire il turismo ambientale e sostenibile in Brusca, dedicare una quota fissa del gettito che annualmente arriverà dall'imposta di soggiorno per interventi in Valle Vecchia, in Brusca, per fare la manutenzione dei sentieri e dei percorsi turistici ambientali che sono stati creati e che una volta creati quei fondi GAR dopo non ci sono più i soldi perché il comune non li ha per fare la manutenzione. Magari per ampliare, raddoppiare l'ostello della gioventù che a detta degli stessi gestori è insufficiente, è inadeguato, è stato progettato in maniera che non si riesce a farlo funzionare. Ostello della gioventù, raddoppiamolo con un intervento pescando dal gettito triplichiamolo anche, dal gettito dell'imposta di soggiorno. Tutti interventi, tutte azioni che il comune può mettere in atto per dimostrare attenzione, per dimostrare interesse verso questa popolazione e per soprattutto mettere in campo delle alternative di sviluppo, perché calare lì il turismo di massa, creare una nuova spiaggia in aggiunta a quella di Bibione, a quella di Cabra, a quella di Racchiamare, significa non fare gli interessi di quella popolazione, significa fare gli interessi di 3-4 grandi investitori, perché la vocazione di quel territorio è il turismo ambientale.
e questo si può favorire in 1000 modi e si può incentivare, e il Comune di Capri è tenuto a farlo se veramente ha a cuore i destini di quella popolazione. E noi abbiamo messo là alcune proposte, alcune idee semplici, di facile e immediata attuazione. Grazie consigliere Favaro. Capogruppo Commisso. Velocissimo solo per correggere uno strafaccione del capogruppo Tonon, che ha detto che Valle Vecchia è un bene inalienabile del Comune di Capri. Il Comune di Capri non è proprio alienabile proprio niente, perché la proprietà è della Regione, che sta tentando addirittura di vendere, se potesse, l'azienda agricola. Le strade sono del consorzio di bonifica, i canali pure, le spiagge del demanio. Lì il Comune di Capri proprio non si può alienare niente perché non ha niente. Era solo per precisare quello che è la volontà, per carità, la volontà è un'altra cosa, però la proprietà è diversa. Chiudiamo. Mi spiace che lei l'abbia votata, l'ha votata da destra. Poteva, io non so, Grazie, chiudiamo la discussione, lascio la parola al Sindaco. Fatto quest'ultimo inciso, per dare valore all'intervento strettamente di natura politica come patrimonio inalienabile sollevato dal capogruppo di maggioranza, non sicuramente in senso tecnico giuridico, ma penso che tutti comunque l'avessero già capito. Allora replico un attimo al capogruppo Borin, se dopo 11 pagine di lettura da parte mia lei non ha capito qual è la volontà dell'amministrazione, allora le dico che l'amministrazione intende portare avanti la previsione sul lato numero 5 della Brussia. Sul livello poi di approfondimento del fatto, io non entro nel merito, è vero che non l'ho predisposto io, non l'ho seguito e ho trovato uno strumento, ma è vero che me lo sono studiato, magari altri hanno avuto il tempo da dedicarci, o se non hanno avuto il tempo, ecco, questo non lo posso sapere. Però sulla questione degli oneri di urbanizzazione, e richiamando un po' l'intervento del capogruppo di maggioranza, è vero quello che ha detto Tonon, cioè non possiamo ragionare che oggi siamo in un momento di difficoltà economica e gli imprenditori non vogliono costruire, perché no, se no pensiamo oggi per oggi. Il piano di assetto del territorio produce la sua linea interpretativa, le sue istruzioni d'uso per i prossimi 20 anni, forse 30. Non possiamo pensare che questa crisi dominerà il nostro panorama economico, sociale e finanziario per i prossimi 30 anni, perché altrimenti allora non ci sarebbe più un futuro. E per quanto riguarda l'intervento che trovo assolutamente sbagliato, è quello sul fatto che lei sostiene che durante la mia campagna elettorale io abbia avuto l'appoggio della segreteria provinciale del PDL nella persona di Mario Della Torre. Allora io ricordo solo una cosa, sono stato sorpreso quanto lei. È uscito un giorno un articolo sul Gazzettino dove si diceva che Della Torre avrebbe dato l'appoggio a questo sindaco qualora si fosse candidato. Ma questo sindaco non sapeva nulla né di questo presunto appoggio di Della Torre, che peraltro poi non c'è stato, perché poi sui giornali la cosa è stata subito smentita nel momento in cui io ho deciso di candidarmi. E quindi, pur io appartenendo come tesserato al PDL, io trovo che oggi il PDL come segreteria, come appoggio di segreteria provinciale è la mia opposizione, perché ha appoggiato la lista civica del Torre Zenon. È vero che nella mia maggioranza ci sono pressoché 2/3 di consiglieri, la maggioranza, cioè il totale pressoché di consiglieri che sono riconducibili al PDL, ma che hanno avuto l'appoggio del vicepresidente regionale, capogruppo Borin, proprio non ci siamo, il provinciale proprio non ci siamo. Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Favaro, se partiamo da quello che è la previsione del dimensionamento massimo, allora quelli sono i numeri riportati, pacifica la cosa, ma qui stiamo veramente facendo il processo di intenzioni, come ha detto capogruppo Tonon, perché io ho tentato di spiegare prima, evidentemente avrei dovuto dedicarle più tempo per spiegarglielo, che il dimensionamento e la localizzazione sono decisi in un momento successivo. È chiaro che chi è che li decide? Li decide il sindaco con il piano degli interventi. È chiaro anche che lei non ha fiducia di questo sindaco, non ha bisogno di dirlo, per cui lei non si fida di quelle che saranno le decisioni di questo sindaco, forse di quel sindaco che sarà dopo questo sindaco per prendere questa decisione. Però è anche vero che è la volontà del legislatore che spetta al sindaco, come tale sarà quello che è chiamato
a decidere. Dissento invece sul discorso che ha fatto, visto che ha giocato un po' con i numeri, dicendo che in Brussia ci sono 500 persone e che il consigliere Guglielmini avrebbe raccolto 116 indicazioni da parte dei cittadini. Io ho detto prima che quei 116 sono capi famiglia, allora se tanto vale tanto, percorrendo questo percorso di numeri, non è che siamo molto lontani per avere pressoché la totalità delle persone, dei cittadini di Caule residenti in quel territorio. Al capogruppo commisso, io prendo atto delle sue competenze in materia di PAT, che evidentemente io non ho, però più che ascoltare lei in materia di competenze tecnico-professionali, preferisco ascoltare gli architetti e gli ingegneri che ci hanno messo purtroppo 5 anni per redigerlo per PAT, perché sicuramente credo sotto il profilo professionale e tecnico sono molto più preparati. E infine concludo il capogruppo su una cosa concordiamo, sul fatto che la Brussia meriti uno sviluppo, l'ho detto lei, e questo l'ho detto anch'io. Non trovo però che quello sviluppo sia possibile solo nei termini da lei accennati, ma credo che la Brussia meriti qualcosa di più. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno. Revisione dei criteri comunali per l'insediamento delle medie strutture di vendita a seguito della liberalizzazione delle attività economiche. In relazione all'assessore Busso. Sì, buonasera Presidente, buonasera a tutti. L'adeguamento ai criteri comunali per le medie strutture di vendita e le nuove disposizioni delle normative di liberalizzazione. Quindi in ottemperanza alla legge regionale 15/2004, questo Comune aveva provveduto ad adottare con deliberazione consigliare numero 73 del 2005 i criteri comunali per le medie strutture di vendita, ovvero le attività di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita oltre i 250 fino ai 2500 m². Tali criteri avevano previsto l'applicazione dell'indice di equilibrio stabilito dal decreto della Giunta regionale del 496 del 2005, fissato dai contingenti per l'apertura e l'ampliamento di medie strutture di vendita in relazione a diverse zone. Determinato di non concedere l'apertura di medie strutture con superficie oltre i metri quadri 800. Il recepimento delle direttive comunitarie e le recenti normative in materia di liberalizzazione rendono necessario l'adeguamento dei suddetti criteri. Più precisamente, i criteri comunali adottati nel 2005 ora necessitano di essere rivisti alla luce delle nuove disposizioni contenute dall'articolo 31 del decreto legge 2001 del 2011, del decreto legge del 201 del 2011, il famoso decreto Salva Italia, che espressamente prevede, costituisce il principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli concessi dalla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alla prescrizioni del presente prova. La Regione Veneto, con delibera di giunta numero 1010 del 2012, ha effettuato una ricognizione delle disposizioni regionali in materia di commercio interessate dai principi della liberalizzazione, rilevando che l'indice di equilibrio previsto dalla DGR 496 del 2005, trattandosi di parametro numerico, contrasta con l'articolo 31 del DL 201 del 2011. Conseguentemente è stato predisposto un provvedimento di revisione dei criteri del 2005 che prevedono l'eliminazione di ogni contingente di superficie di vendita disponibile per l'apertura o l'ampliamento di medie strutture di vendita, la disoccupazione dell'indice di equilibrio previsto dal DGR numero 496 del 2005,
la conferma della suddivisione del territorio comunale nelle zone già indicate nella delibera di Consiglio Comunale numero 14 del 2000 e ripresa nella deliberazione consigliare del 73 del 2005. Inoltre, con il medesimo provvedimento si intende non consentire nell'ambito della zona del centro storico l'insediamento di medie strutture di vendita per nuove aperture o il trasferimento. La motivazione che sostiene tale disposizione è quella di tutelare l'evidente peculiarità architettonica ed urbanistica del centro storico, che costituisce indubbiamente un elemento distintivo e caratterizzante della città di Caore, con la sola eccezione del futuro mercato ittico in ragione dell'interesse pubblico che tale struttura riveste. Grazie Assessore. Capogruppo Bonin, prego. Grazie Presidente. Vale anche come dichiarazione di voto intervento. Il merito dell'impianto normativo è, secondo il nostro orientamento, quello di superare finalmente quel nodo che era rappresentato dalle deroghe che poi venivano rilasciate di volta in volta a livello locale e quindi liberalizzazione del bene. Appunto io mi ero già espresso in passato quando si trattava di procedere all'apertura per quanto riguarda l'ex municipio, già in quella sede espressi un voto di astensione lamentando il fatto che bene aprirne ancora nuove attività, ma male perché comunque non si superava quella che già allora io tracciavo come essere la strada della liberalizzazione anche normativa. Ora, finalmente questo principio viene recepito anche dal Comune di Caore, come è stato fatto anche da altri comuni, e tuttavia non vedo oggettivamente questo rischio concreto che in centro storico possano aprirsi medie strutture. Ciò nonostante esprimiamo, come già detto, un voto di astensione. Assessore Gusto, prego. Sì, grazie. Giusto per specificare, il centro storico non è inteso solo come centro storico di abitazioni, ma è il centro storico inteso come licenze nel centro storico, quindi è un po' più ampio del centro storico. Quindi era per evitare, come abbiamo detto, ma comunque era solo una piccola spiegazione, insomma. Grazie Assessore. Consigliere Gira, prego. Grazie Presidente. Noi abbiamo ricevuto i documenti ieri mattina e va bene la realizzazione, ma vorremmo andare oltre. E quindi ci abbiamo da verificare la possibilità di proporre dei criteri a tutela dell'incentivazione comunque delle attività locali, per cui il nostro voto sarà questo. Capogruppo Commisso, prego. Sì, grazie. Nel merito a questo argomento prenderei al volo la proposta del consigliere Giro e mi piacerebbe che invece ovviamente nessuno discute la liberalizzazione, ma è un po' come il vaccino che si fa a tutti ma qualcuno non lo tollera. E quindi penso che specificamente nella realtà, soprattutto del centro storico di Caore, si debba andare un po' con i piedi di piombo rispetto a queste liberalizzazioni, perché così rischiamo, lo constatiamo perché è già successo, la snaturalizzazione, come si dice, lo snaturamento delle caratteristiche della città. Il centro storico voltato dei residenti, degli abitanti diventa un centro storico qualsiasi, senza anima, diventa una specie di Disneyland e naturalmente non voglio andare contro i tempi, so che i tempi sono questi, ma le occasioni per queste delibere, a mio avviso, e cerco di interpretare anche quello che ha appena detto il consigliere Giro, è quello di favorire una discussione più ampia, coinvolgere veramente i futuri
futuro del nostro centro, soprattutto del nostro centro storico, perché liberalizzare il più possibile potrebbe anche significare far morire definitivamente l'anima della nostra città. Mi asterrò. Grazie. Mettiamo ai voti il secondo punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 5. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 12. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione, criteri di programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme regolamentari e procedurali. Relazione all'assessore Busso. Criteri di programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle norme regolamentari e procedurali. In data 24/3/2011, con la deliberazione numero 22, il Consiglio Comunale di Cavour aveva approvato i criteri transitori per l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, con la quale sostanzialmente venivano mantenuti i contingenti numerici per l'avvio di tale attività. Si richiedeva il rispetto urbanistico per i parcheggi e veniva esclusa la possibilità di aprire nuovi esercizi nella zona del centro storico, con la sola eccezione degli immobili oggetto di qualificazione urbanistica e dell'edilizia PUEA. Il recepimento delle direttive comunitarie e le recenti normative in materia di liberalizzazione hanno reso necessaria la predisposizione di nuovi criteri elaborati secondo le indicazioni dell'articolo 64 del DGL legislativo 59 del 2010, che consentono la possibilità di prevedere divieti e limitazioni nell'apertura di nuove strutture limitamente ai casi in cui, a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di validità, rendono impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per l'uso di alcolici e senza ledere i diritti dei residenti alla viabilità del territorio e alla normale mobilità. I criteri elaborati da questa amministrazione partono dalla considerazione che i contingenti numerici delle autorizzazioni sono illegittimi e che la normativa e giurisprudenza comunitaria ammettono e considerano legittime le sole limitazioni fissate in funzione di motivi imperativi dell'interesse generale. Tali motivi imperativi indicati dall'articolo 8 del DGS 59/2010 sono costituiti da ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario nel sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatori di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela ambientale, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la priorità intellettuale, le conservazioni di patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e politica culturale. Sono stati individuati i seguenti criteri: la dotazione di parcheggi per una nuova apertura, ampliamento e trasferimento su tutto il territorio comunale secondo gli standard urbanistici vigenti con possibilità di monetizzazione. Questo criterio intende perseguire la finalità pubblica tutelata dall'ambiente urbano, dalla sicurezza stradale e dall'ordine pubblico. La previsione di un impatto acustico di cui la legge 447/95 ad esclusione del subingresso senza modifiche. Questo criterio prosegue la finalità pubblica della tutela dell'ambiente urbano, in particolare dei residenti, dei potenziali fenomeni di inquinamento acustico e dell'ordine pubblico in generale. Definizione delle caratteristiche dei trattamenti accessori al fine di determinare quali possono essere considerati trattamenti complementari e quali invece facciano presumere una trasformazione dell'attività del locale da somministrazione a pubblico trattenimento.
Tale criterio prosegue la finalità della tutela del consumatore. La parte del lavoro contiene la norma precedentuale finalizzata a fornire maggior chiarezza sugli iter seguiti, nonché alcune indicazioni sulle attività di somministrazione a carattere temporale. Grazie Assessore. Apriamo la discussione, sono interventi. Capogruppo Bonin, prego. Grazie Presidente, anche in questo caso l'intervento vale pure come dichiarazione di voto. Mi pare che questa delibera sostanzialmente vada un po' contro, meglio sia un po' contraddittoria rispetto a quella precedente. Io capisco, ci mancherebbe altro, quella che è la finalità al fondo di tutto, però ritengo che non siano questi criteri quegli strumenti utili e necessari per raggiungere la finalità che è stata esposta dall'assessore. In realtà, ad esempio, non comprendo, o meglio, secondo me non è condivisibile, la ragione per la quale la dotazione di parcheggi, a fronte di una liberalizzazione delle aperture, possa coniugarsi con la finalità della tutela dell'ambiente urbano, della sicurezza stradale, dell'ordine pubblico, laddove poi è prevista la possibilità di monetizzazione. Vale a dire, se l'ambiente è quello e se i posti auto pertanto non possono, anche a seguito della monetizzazione, come è stato anche esposto in sede di commissione, essere realizzati nel sito dove questi parcheggi ovviamente mancano, la realizzazione altrove degli stessi possa essere tutela dell'ambiente urbano. Se l'ambiente urbano poi alla fine viene, se ho capito bene, danneggiato dal fatto che l'apertura di nuove attività che non sono dotate di parcheggi porta quindi a Ventolio, porta un numero di persone in più di quelle che potrebbero raggiungere quell'area laddove fosse prevista la dotazione di parcheggi. Quindi secondo me si tratta di introdurre un criterio che magari al fondo ha qualche cosa di positivo, ma che in realtà è contraddittorio. Qui si tratta di favorire casomai l'apertura di nuove attività e non vessarle magari con la previsione della monetizzazione. Sono contrario io al meccanismo della monetizzazione e poi peraltro per i meccanismi che abbiamo anche potuto approfondire in sede di commissione risultano per certi aspetti pure contraddittori rispetto alla normativa urbanistica. Quindi assolutamente contrari rispetto alla previsione della monetizzazione che risulta addirittura risolversi nella negazione dell'incentivo che viene introdotto con la liberalizzazione. In un momento particolare come quello attuale si fa sempre in tempo, casomai laddove voleste prevederlo, a introdurre il criterio della monetizzazione. Oggi non è favorevole all'apertura di nuovi esercizi. La previsione poi dell'impatto acustico, secondo me, più che prevedere questo, che comunque è uno strumento amministrativo, sarebbe opportuno, casomai, incentivare, o meglio, intensificare i controlli, che allora sì, si risolvono nella vera tutela, secondo quelle che sono le norme civilistiche e penalistiche. Prevedere un impatto acustico che poi alla fine non viene vigilato piuttosto che magari sanzionato, poco risolve. Perdere poi la caratteristica dei trattenimenti complementari che sommato riguarda la esigua sezione, diciamo, di quella che è la platea, ma comunque sia anche su questo penso che la norma sia troppo generica e non dia quindi riscontri concreti per risolvere quello che poi sarebbe il problema di fondo. Il voto sarà contrario. Prego, capogruppo Commisso. Sì, grazie. Confermo, sono d'accordo con quanto ha detto il capogruppo Borin, questa delibera è praticamente in contraddizione con quella che abbiamo votato un attimo fa. Mettere l'istituto della monetizzazione pari a come è concepito per l'attività urbanistica in genere, in questo caso rappresenta un freno, assolutamente un freno, una specie di tassa, no? Chi volesse aprire il mondo locale
che in qualche modo ne nega gli effetti di una liberalizzazione. E quindi, come dire, ribadisco un attimo il concetto di prima. Mettiamoci insieme a pensare a queste misure che devono andare a salvaguardia della vivibilità dei residenti del centro, e quindi adottiamo tutte quelle misure, i controlli, gli orari e quant'altro, possa in qualche modo, relativamente ovviamente anche ai periodi estivi, ai periodi di maggiore affluenza turistica, possa avere una speranza di vita migliore, perché si lamentano moltissimo i nostri residenti, gli ultimi dei mohicani residenti nel centro storico. Quindi, trovando una contraddizione con quella di prima, dovrei astenermi, ma a modo contrario che prima non mi sono astenuto. Grazie. Grazie. Sono altri interventi? Consigliere Zira, prego. Grazie Presidente. L'intervento è su due questioni. La prima, mi faccio l'intervento precedente, sull'ordine del giorno precedente, riguardo alla possibilità di introdurre dei criteri per la gestione delle nostre attività che non siano i soliti paletti di ma soprattutto su questo punto devo segnalare quello che è successo in commissione, dove per l'ennesima volta manca il confronto e il dialogo tra maggioranza e opposizione. Le commissioni arrivano ordini del giorno già decisi, blindati, non si possono discutere, votando così questi organi per loro ragione d'essere. Nella lettura delle linee problematiche del primo consiglio noi ci eravamo astenuti perché il sindaco ha parlato di partecipazione, di condivisione, l'eccezione del tema della città metropolitana, questi concetti lo spiegano. Quindi noi siamo aperti, siamo pronti a collaborare, però per cui per questi motivi il nostro voto non può essere prima che il professore abbia da rispondervi nei termini specifici dei vostri rilievi, devo dire che è interesse di questa maggioranza, ma lo ha manifestato molte volte e lo vuole manifestare anche in questa occasione. Vorrei sicuramente cercare di riportare nel contesto del rapporto che si può istituire tra maggioranza e gruppi di minoranza per, dico accogliere, ma per rilevare che può essere interessante il rilievo che era stato fatto dal consigliere Giro all'interno della Commissione, nel senso che comunque le norme devono essere più chiare possibile, devono essere molto precise e i limiti, le misure devono essere stabilite in modo tale che siano inequivocabili. Per quello che riguarda la distanza massima dei 100 metri per reperire la dotazione di parcheggi, ritengo che questa maggioranza possa cogliere di uniformare al regolamento urbanistico che prevede una terminologia nelle vicinanze per reperire questi auto, e quindi di modificare l'articolo 2 in questo senso, chiedendo dal punto di vista esclusivamente tecnico al segretario comunale di trovare la dizione più corretta che allinei, quindi eviti magari quelle
discrepanze che si possono avere di fronte a un parere favorevole urbanistico sull'adeguamento di alcune strutture e poi magari trovare una norma molto più precisa che impedisca poi la realizzazione da un punto di vista imprenditoriale dell'attività. Quindi ribadendo sempre comunque, come lo diceva anche il consigliere Borini, che le norme dovrebbero essere più precise possibili in modo da non dover ogni volta interpretare. Però in questo caso, siccome c'è una questione sicuramente tecnica, se il segretario comunale trova una sistemazione di questo articolo in modo tale che possa essere in linea con quelli che sono i parametri urbanistici, bene, quindi proprio per quel principio su cui noi non abbiamo nulla da dire della collaborazione e della partecipazione, siamo qua. Grazie capogruppo Tonò. Lascio la parola al segretario. Sì, allora nel tentativo, come diceva il capogruppo, di uniformare la disciplina urbanistica con quella commerciale, l'articolo 2,2, il secondo periodo, che espone che le stesse devono essere veramente facilmente accessibili al pubblico sia al chiuso che all'aperto, devono essere reperite entro una distanza massima di 1,1 m calcolati secondo il percorso pedonale più breve per il pubblico esercizio di cui tratta. Stiamo parlando di area parcheggio. La frase entro una distanza massima di 1,1 m calcolati secondo il percorso pedonale più breve tal viene sostituita con nelle adiacenze immediate per cui il periodo così rinnovato a questa formulazione. Le stesse devono essere veramente facilmente accessibili al pubblico sia al chiuso che all'aperto e devono essere reperite nelle adiacenze immediate del pubblico esercizio di cui trattasi. Questo è l'intento di uniformare, come diceva la normativa urbanistica, con quella commerciale. Grazie segretario. Quindi mettiamo ai voti questo emendamento come emendamento modificativo della delibera presentata. Voti favorevoli? 12. Contrari? 5. Votiamo ora il terzo punto all'ordine del giorno, la delibera con questo emendamento modificativo. Voti favorevoli? 12. Contrari? 5. L'ordine del giorno viene approvato. Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 12. Contrari? 5. Passiamo ora al quarto punto all'ordine del giorno. Variante parziale del PRG vigente, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 11/2004, relativa alla localizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in località San Gaetano, in attuazione della convenzione tra il Comune e la ditta Rosso Malipietro. Esame eventuali osservazioni contro le deduzioni e trasmissione all'organo competente per l'approvazione. Relazione al Sindaco. Grazie Presidente. Il Comune di Caore ha adottato il piano regolatore generale approvato con delibera di Giunta regionale del Veneto numero 2644 del 27 aprile 1990 e vigente dal 1 luglio 1990, con delibera di Giunta regionale Veneto numero 2770